Fare il punto sul piano di rilancio del Nuorese, fare una ricognizione sullo stato di avanzamento dei progetti esaminati dall'apposita commissione regionale che dall'inizio dell'anno si è riunita già 2 volte. A farlo domani a Nuoro sarà l'assessore degli affari generali Filippo Spanu, che in questi 2 anni, in qualità di capo di gabinetto della presidenza della regione, ha guidato la cabina di regia che si è interfacciata con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e i sindacati. I soggetti che 2 anni fa hanno lanciato l'idea del piano di rilancio per dare una boccata d'ossigeno ad un territorio allo stremo. 5 le aree di intervento individuate, a valere delle quali sono stati presentati oltre 200 progetti che dovrebbero essere finanziati con 81 milioni di euro, con la Regione pronta ad aumentare la cifra se la progettualità sarà valida. Tra i campi d'azione le infrastrutture, il turismo, l'agroalimentare, le produzioni lapidee, la scuola, l'università, l'ambiente e la cultura. Ma dopo mesi di attesa, con la firma definitiva sui protocolli che risale al 15 luglio 2016, il Nuorese vuole iniziare a vedere risultati concreti perché il tempo delle parole sembra finito. E pertanto dall'assessore Spanu, nella riunione in programma nella sala della provincia, si attendono i primi risultati che facciano passare il piano dalla fase strumentale alla fase operativa. Il territorio nelle sue diverse componenti si è attivato, ha progettato e lavorato per arrivare ad un risultato concreto. Ora spetta alla Regione mantenere i patti facendo procedere la commissione esaminatrice a velocità spedita al fine di iniziare a vedere dei risultati sul territorio che ormai non è più in grado di sopportare dal punto di vista sociale ed economico altre lungaggini burocratiche.